È la più antica, la più longeva rassegna espositiva legata al Prosecco. Quest'oggi è stata inaugurata alla presenza del governatore Luca Zaia la 61esima edizione della mostra del Valdobbiadene DOCG di Col San Martino. Fino al 17 aprile presenterà il meglio delle bollicine d'eccellenza dell'enologia della marca trevigiana e ad organizzare la manifestazione è come sempre la Proloco di Col San Martino e oggi abbiamo nostro ospite il presidente Luciano Stivale e il vicepresidente David Canel. Nei suoi oltre 6 decenni di vita, dunque, la mostra ha accompagnato lo sviluppo di questo vino, da quando era poco più di un prodotto di consumo locale ad oggi che ha ormai superato la produzione dello champagne. Non è così, Presidente? Sì, abbiamo a che fare con un vino ormai diventato importante, un vino ricercato da tutti quanti e per capire il perché bisognerebbe e basterebbe assaggiarlo. Però è fatto anche di storia questo vino, quindi c'è una storia da raccontare. Allora, io non sono un esperto vinaiolo, ricordo comunque quando ero bambino che si andava ancora a vendemmiare con le letine di legno su nelle nostre rive con mezzi piuttosto fatiscenti. Ricordo un ventennio fa, quando ero qui come consigliere della mostra, che non c'erano le bottiglie quelle che vedete qua alle nostre spalle, non c'erano le bottiglie spumante, ma bensì il vino veniva portato con i fiaschetti tipici della mostra di Col San Martino. Purtroppo poi per normative non si poteva più continuare con questa bella tradizione, abbiamo dovuto mettere tutto quanto in bottiglia e poi si è implementato negli anni con con il portare all'interno di locali sia lo spumante sia il vino, una volta il vino c'era anche il vino tranquillo, e continuando a portare il secco e amabile. Ecco, e di pari passo alla storia di questo vino, anche la storia di questa mostra che appunto abbiamo detto ha più di 60 anni. Sì, 60 anni e ancora onestamente non li dimostra, anzi è qui che spinge per poter andare avanti per altri 61 anni ancora. È una mostra più antica, però se noi guardiamo bene tutti questi 61 anni non li dimostra. E al vicepresidente Canel chiediamo invece anche quest'anno la nutrita partecipazione di espositori per un prodotto, il Prosecco di Collina, Prosecco delle origini, sempre più richiesto. È sempre più richiesto. Ogni anno abbiamo sempre più richieste di partecipazione. Quest'anno esponiamo 70 produttori per quello che riguarda lo spumante nelle categorie Brut, Dry ed Extra Dry con un totale di più di 150 etichette. Mentre per quello che riguarda il vino della tradizione, i vini secco e amabile, abbiamo all'incirca 35 espositori. Per la sua collocazione nel cuore dell'area storica di Valdobbiadene, unità al Coneglianese, la mostra rappresenta un osservatorio privilegiato del settore del Prosecco. Negli ultimi anni, con la costituzione della DOCG e della DOC e della DOCG, la zona di produzione si è molto ampliata. C'è chi paventa un'inflazione del prodotto e una penalizzazione per i viticoltori della DOCG. Lei come vede questa situazione? Sì, sicuramente la richiesta è molta e per quello che riguarda le nostre colline sicuramente posso dire, neanche io sono un produttore, però sono certo che quello che nasce nel nostro comprensorio, ovvero nel Conegliano Valdobbiadene, è sicuramente di un livello superiore, perché nasce, cresce e viene lavorato in un ambiente che è presente solo nei nostri paesi e che sicuramente non ha concorrenti. Come diceva prima il governatore Luca Zaia, forse i produttori di pianura devono solo che ringraziare la storia che avete fatto qui sulle colline. Beh, sicuramente perché, ripeto, come ho detto prima, il Prosecco è nato ed è cresciuto qui e adesso si sta cercando di farlo espandere. Comunque, ripeto, il vero cuore e il vero Prosecco nasce e il DOCG si gusta e si assapora solo nei nostri territori, nei nostri paesi. Un altro tema caldo di questi tempi, soprattutto nei confronti delle generazioni future, e quindi proprio del futuro anche di questo vino, è la sostenibilità ambientale. Anche i produttori sembra stiano orientando il loro lavoro ad una produzione a basso impatto ambientale.
Sì, sicuramente i nostri produttori sono all'avanguardia anche con i prodotti, sia per quanto riguarda l'efficacia che anche poi per i residui che poi lasciano a terra. Abbiamo a che fare con una nuova generazione che sa sicuramente come adottare e usare bene al meglio questi prodotti, e sicuramente, credetemi, i prodotti non si sprecano, quindi con la massima efficienza e con il massimo rispetto per l'ambiente. E ancora, Vicepresidente, le colline del Prosecco sono candidate a patrimonio dell'umanità UNESCO. Anche in questo caso occorre trovare un equilibrio tra sviluppo economico, valorizzazione del territorio e tutela, e lo possiamo vedere ancora meglio oggi che una bellissima giornata di sole bacia proprio queste colline. Certo, sicuramente questo sarebbe un ambito premio, perché valorizzerebbe ancora ulteriormente, a mio giudizio, il nostro territorio e le nostre colline. Certo, spesso c'è anche chi si lamenta di come possono venire lavorate o come viene gestita la terra, perché, ripeto, non tutti quanti sono produttori, però bisogna tener conto di cosa ha portato il Prosecco qui a livello di turismo e di fama nel mondo, e sono certo che produttori e cittadini generici e abitanti di queste zone troveranno sicuramente il modo sempre di più per poter migliorare e per poter aumentare ancora di più la qualità e la fama di queste zone. Cosa ci dice invece per il futuro? Perché è appena cominciata questa edizione, questa 61esima edizione, ma si sta già pensando al futuro. Ma sicuramente, come ho detto prima, non dobbiamo pensare di essere arrivati. Qui siamo qua per migliorare e per onorare maggiormente ancora quello che di bello c'è. Questa nostra mostra è un volano, va avanti, però noi non dobbiamo accontentarci e soffermarci qui in questo punto. Dobbiamo dare sempre qualcosa in più, quel qualcosa in più che costantemente le persone chiedono, gli ospiti chiedono. Evviva alla 61esima mostra del Valdobbiadene di OCG. Complimenti David. Complimenti Luciano. Evviva. Evviva.